ringraziando un altro sponsor della serata, ovvero Quadrifoglio di Borgoricco di Viale Europa 17. Quadrifoglio è una catena di negozi specializzati dedicati alla bellezza, al benessere della persona e alla cura della casa. Nei punti vendita Quadrifoglio i clienti possono trovare qualità e marchi importanti, idee nuove ai prezzi migliori, oltre a tante occasioni divertenti quali Beauty Day, Make-up Day mediante Beauty Quadrifoglio. Quadrifoglio offrirà i premi per le nostre 6 fasciate e offrirà i premi anche alle miss ospiti. Un ringraziamento speciale va alla responsabile del Quadrifoglio TV, va Campo San Piero, Laura Creso. Grazie ancora Laura, che ha attivamente collaborato alla realizzazione di questa manifestazione. Un grande applauso va anche alla Plissé, l'azienda di Piombino Dese che mi veste in tutte le selezioni di Miss Città Murata e che questa sera mi ha fatto indossare questo fantastico completo di sfizio. Un grande applauso anche a Plissé, sponsor sempre della finale del 6 agosto. Ho visto che sono arrivati poco dopo che li ho nominati Autofficina Toal, il nostro sponsor della serata. Ripetiamo di nuovo, dal 1978 l'Autofficina e Centro Revisioni Toal offre assistenza su qualsiasi tipo di automobile o furgone, oltre alla riparazione offre servizi di gommista, autodiagnosi, elettricista e tagliandi certificati. Da qualche anno dispone inoltre di centro revisioni autorizzato per auto, moto, foto di qualsiasi marca. E naturalmente anch'io vado da loro, Un grande applauso per il nostro sponsor! E ora proseguiamo la nostra serata con la presentazione di alcune bellissime ospiti che si sono già classificate nelle precedenti selezioni. Accogliamole con il grande applauso, sfileranno una alla volta, iniziando da Miss Maddalene Pedrotti, Anna Bardi. Con Miss Terrazza Movida, Sofia Ossato. Finiamo con Miss Maddalene Movida, Valentina Savastre. Ospite di questa sera anche Miss Centro Estetica Style, Jasmine Marin. Adesso le nostre ragazze si autopresenteranno, diranno quanti anni hanno, dove abitano, cosa fanno nella vita e cosa vorrebbero fare. Anna. Buonasera a tutti, mi chiamo Anna, ho 19 anni, abito a Furnea, in Venezia. Ho concluso quest'anno gli studi al liceo artistico in diritto di cultura, sempre a Venezia, e nel prossimo futuro mi piacerebbe diventare attrice o modella. Grazie alla nostra Anna, che so che si è diplomata proprio ieri, per cui un grande applauso alla nostra neodiplomata. Sofia Ossato, autopresentati. Buonasera a tutti, mi chiamo Sofia, ho 17 anni e sono di Pozzo Leone. Frequento l'Istituto Raimondini di Bassano del Grappa, studio economia e commercio. Da grande mi piacerebbe lavorare nel campo della moda come modella. Benissimo, continuiamo con Valentina Savastre. Buonasera a tutti, mi chiamo Valentina Savastre, ho 16 anni e abito a Limena, in provincia di Padova, e nel futuro vorrei diventare modella o designer. Benissimo, infine Jasmine. Buonasera a tutti, mi chiamo Jasmine. Buonasera a tutti, mi chiamo Jasmine, ho 19 anni, vengo da Castelfranco Veneto e nel futuro vorrei diventare una modella. Eccole, io direi di fare un grande applauso perché loro sono già finaliste. Per cui questa sera ragazzi scoprirete chi altro potrà essere come voi le vostre sfidanti. Ragazze, accomodatevi nel frattempo, accomodatevi pure lì dove vedete le sedie. Poi le vedremo sfilare con gli abiti BU. Vi ricordo inoltre che i fotografi ufficiali di questa sera sono Paolo Stramare e Alessandro Bonardo di Photo Gallery e anche il nostro Dino Giuliani. Per qualsiasi foto non esitate a contattarli. Grazie
ancora i nostri fotografi presenti. E allora, se le nostre miss sono pronte, siete pronte ragazze? Ce le abbiamo? Ragazzi, ce le abbiamo? Ok? E allora io direi che non ci resta altro che mettere di nuovo per l'ultima volta per questa sera la nostra sigla. Vai DJ Roccia, Flavio Novello! Indossano il costume gentilmente offerto da Amemaia. Andiamo a conoscerle meglio. Vi ricordo prima alla giuria che questa è l'ultima possibilità per poterle votare. Naturalmente tenete presente del loro fisico oltre che dell'eleganza del portamento in passerella. Vi ripresento la numero 1, Alessia Sostenio. Lei fa l'estetista e il suo sogno è quello di diventare una fotomodella di intimo. E dopo la nostra Alessia è giunto il momento di Sibilla Vescovi, studentessa all'Istituto Alberghiero, vorrebbe diventare una modella. Numero 3, Asia Genovese, studentessa di estetica e sogna di poter viaggiare.
Padova. Corrente numero 11, Valentina Violit, studia lingue e sogna di poter lavorare all'estero nel campo della moda. Vi presento Samir Starbonic, numero 12, studentessa di estetica, sogna di poter diventare una modella. Numero 13, Chiara Garolla, studia al liceo linguistico e vorrebbe fare la fotomodella da grande. Angelina Miljanovic, fa l'indossatrice ma vorrebbe affermarsi anche come fotomodella. E rivediamo anche Angelica Pecoraro che porta il numero 15, è una studentessa di relazioni internazionali, finanza e marketing e sogna di poter lavorare nel mondo dello spettacolo. Studentessa indirizzo moda, numero 16, Letizia degli Agostini, sogna di poter diventare un'indossatrice famosa. La nostra Anna Cavalli porta il numero 17, studia ragioneria linguistica e vista che state vedendo, sogna di realizzare tutti i suoi sogni. Continuiamo con Nicole Ne Palma, numero 18, studia giurisprudenza, vorrebbe diventare una campionessa mondiale di pattinaggio. Mayra Fusellato, numero 19, studia al liceo linguistico e sogna di poter fare l'interprete.
Rosso, numero 24, studia al liceo linguistico e la sua aspirazione è quella di poter imparare molte lingue straniere per lavorare nel campo della moda all'estero. Numero 25, si chiama Giulia Menemini, studentessa universitaria indirizzo ingegneria ambientale, sogna di poter concludere gli studi e poter avere successo nel settore sempre dell'ingegneria ambientale, però queste ragazze veramente decise, devo dire. Continuiamo con la numero 26, Beatrice Trabuio, fa l'addetta vendita, sogna di poter girare il mondo. Studia giurisprudenza e sogna di poter diventare un avvocato. Servono le nostre miss che si contenderanno i 6 accessi alla finale del 6 agosto, 6 fasce, che assegneremo appunto questa sera. Prego le persone dello staff di raccogliere le votazioni per procedere con lo scrutinio dei voti. Siamo pronti per le premiazioni, sigla! Miss Galeone d'Oro, fascia e premi. Invito ad avvicinarsi qui il nostro patron Filippo Tavarese che premierà appunto Miss Galeone d'Oro. Lasciatelo passare perché è da dietro, ragazzi. Ecco, la nostra valletta Elena consegna a Filippo, ecco qui, fascia e premio, vince i premi offerti dal Quadrifoglio e l'accesso alla finale del 6 agosto, la concorrente numero 3, Asia Genovese. Ecco qui facciamo prima la foto di dito. La vedremo sfilare in piazza Giorgione a Castelfranco Veneto il 6 agosto, la nostra Asia. Facciamo un'altra foto con il premio così per lo sponsor. Asia rimane qui vicino. Finiamo con il premiare Miss Menaia, premiano Francesco Mendo e Riccardo Pagan. La Miss Menaia vince il premio offerti dal Quadrifoglio, l'accesso alla finale del 6 agosto e un premio offerto da Menaia che è? Direi di sì. Ah, è una sorpresa, ma non possiamo svelare le sorprese. Ah, quando arriva, va bene, ok? E allora andiamo a scoprire chi vincerà questa sorpresa. Vai a Menaia. Vincerà anche l'accesso alla finale del 6 agosto la concorrente numero 17, Anna Cavalli. Same Maglia per il pianiere. Ecco, grazie ancora ai nostri ragazzi, grazie alla nostra
questa manifestazione. Allora consegniamo le fasce e allora è giunto il momento di conoscere colei che vince sempre i premi del quadrifoglio, l'accesso alla finale del 6 agosto, ovvero la concorrente numero 21, Giulia Zancato. Servizio fotografico offerto dal fotografo Fabio Gottardo, oltre naturalmente ai premi quadrifoglio e all'accesso alla finale del 6 agosto. Miss BU è la concorrente numero 26, Beatrice Trabuio. Con la signora Laura Creso che premierà la fasciata Miss Quadrifoglio. No, non sei la concorrente, ma a forza di partecipare a concorsi come ospite o come ormai possiamo anche chiamarti concorrente. Ecco qui perché la nostra Miss Quadrifoglio vincerà il servizio fotografico da effettuarsi con il fotografo Paolo Stramare, ecco la bustina. Naturalmente vinci i premi offerti da voi del quadrifoglio e l'accesso alla finale del 6 agosto. Vince questa fascia la concorrente numero 24, Federica Driusso. Alle mie spalle mi dicono che Americo ne ha indovinato 3 finora. Innanzitutto ringrazio tutti per la partecipazione perché vedo che è una serata un grande successo perché tante persone, tante ragazze, mi sono sorpreso perché un numero così elevato di ragazze non è facile vederlo per i concorsi. Faccio un grande complimento alla Leonora perché ogni volta che viene qua porta sempre una bella serata e un grande successo. In bocca al lupo, alla prossima! Ci vediamo già nel 2017, Mauro, prenotiamo già il secondo weekend di luglio perché a noi piace fare la selezione quando si suda e va bel caldo, come stasera, ogni anno è così. Comunque dai, continuiamo perché la prima classificata vince il book offerto dal fotografo Americo Vianello, i premi del quadrifoglio e l'accesso alla finale del 6 agosto. Signore e signori, andiamo a scoprirla. Americo diceva che mancava ancora un numero, non ricordo quale.